chiamando no, ti stavo chiamando per un'altra cosa invece. Perché non mi dava prima la disponibilità a salire, sai il mondo quello là che appare sullo zainetto? Tipo il mondo di internet, quello là in basso a sinistra. Non mi dava la disponibilità, ora invece mi ha fatto salire. Com'è ora? C'è il profilo Lega Pro. Aspetta. Bene. È buttato a sinistra perché andano da là. Affacciarsi al vertice della classifica e collezionare i primi punti in un campionato iniziato con il freno a mano tirato. Questi i propositi di Südtirol e Perugia, che tra poco si giocheranno la nona giornata del campionato femminile di Serie C Girone B. Siete collegati al canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti in diretta dal campo FCS Center di Appiano e un saluto vi giunge da Marco Massimino Cocuzza. Dunque, come vi ho detto, partita tra due formazioni che stanno vivendo un momento molto differente per quanto riguarda questo inizio di campionato. Südtirol al quarto posto in classifica con 17 punti. Per il Perugia invece ci sono ancora da cominciare ad accumulare i primi punti di questo campionato, sono ancora a quota 0 la formazione Umbra. Vediamo anche quella che sarà la formazione che scenderà in campo per entrambe le squadre, cominciando da quella di casa del FCS Women, ovvero il Südtirol, che scende in campo con il 4-3-3 con Fancy in porta, Bauer, Ladstatter, Oberhuber in difesa con Dorfman terzino sinistro, a centrocampo Santin, Prearo e Rieder, in attacco tridente composto da Stockner, Fosl e Markart. In panchina a disposizione per il tecnico Marco Castellaneta c'è Mittermeier, Moio, Fischer, Rogen, Bielak, Costisella, Varrone, Huber e Infantino. Per quanto riguarda invece il Perugia, quest'oggi in panchina siederà Mauro Lucarini, che sostituisce il primo tecnico Salvatore Cannito. Mauro Lucarini nello specifico il vicepresidente del Perugia. Per il Perugia 4-2-3-1 con Cerasa in porta, Gigli, Bovini, Libera, Properzi in difesa, Orefice e Ciancaleoni mediane sulla tre quarti, Venturini, Riccardi e Acosta. Unica punta sarà Benedetti con la maglia numero 10 a disposizione. Ci sono Olmi, Persichini, Cerchetelli, Gigliarelli, Boila, Temperini, Fugnoli e Imga. Come dicevo, una sfida interessante, perché il Perugia deve cominciare, come vi dicevo, a fare punti in campionato. Per il Südtirol invece una partenza decisamente migliore, 15 gol fatti e soltanto 6 subiti, 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Per il Perugia invece lo score racconta 5 reti messe a segno,
49 gol subiti, sono tanti in 8 partite giocate, 8 sconfitte di fila. Nell'ultima partita è arrivata la sconfitta interna per 2-3 contro il Padova, ma in questa occasione per la prima volta la formazione umbra è riuscita a segnare più di una rete. Nell'ultima partita invece del Sud Tirol, pareggio in casa del Venezia molto prezioso, mentre vedete le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Arbitrerà l'incontro Gianmarco Vailati della sezione di Crema. Formazioni che scendono in campo con il Sud Tirol quest'oggi in completino viola, per il Perugia invece classica divisa biancorossa. Progetto femminile del Sud Tirol che inizia nel 2018 con le giovanili, mentre la prima squadra è nata nel 2020. Squadre che, come vedete, si stanno sistemando. Osserveranno un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti delle popolazioni di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore. Questo chiaramente dopo lo scambio dei saluti. Il Perugia invece, per quanto riguarda il settore femminile, anch'essa nasce nel 2018. Si tratta, tra l'altro, altra curiosità, di 2 formazioni neopromosse dall'eccellenza. Per il Perugia il progetto è prettamente femminile, in quanto è stata praticamente promossa in prima squadra quasi la totalità dell'Under 17. Quest'anno dunque una scelta ben precisa, quella di dare fiducia e la possibilità di crescere, dare uno sbocco a tutto il lavoro fatto per quanto riguarda il settore giovanile. Il presidente è Massimiliano Santopadre, mentre il responsabile della squadra femminile, come vi dicevo, è colui che scende quest'oggi in campo più che in campo, in panchina, sarà Mauro Lucarini. L'Under 17 invece del Sud Tirol, grandi successi, visto che lo scorso anno si è vinto il campionato di categoria e anche la Coppa. Come vedete, come vi ho anticipato, si osserva adesso il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Partita che adesso sta davvero per cominciare. Sud Tirol che si trova al 4° posto in classifica, come vi dicevo, 17 punti. Vuole vincere, vuole dare continuità all'ottimo pareggio ottenuto in casa del Venezia per cominciare ad affacciarsi seriamente al vertice, ai piani alti della classifica del girone B di Serie C. Come vi dicevo, anche il Sud Tirol infatti è una neopromossa, è un inizio di campionato così importante forse non era del tutto aspettato per il tecnico Marco Castellaneta. La seconda stagione alla guida del Sud Tirol dopo le esperienze sia in Serie B che in Serie C con il Brixen. Si sistema in campo proprio il Sud Tirol, che vi dicevo oggi indossa la divisa in completo
purple, tutto viola. Inizierà con del calcio proprio d'inizio il Sud Tirol. Quest'oggi schiera l'unica punta Benedetti con la maglia numero 10 in avanti. Il signor Gianmarco Vailati di Crema si assicura che sia tutto ok e dà adesso il calcio d'inizio. Inizia Sud Tirol Perugia con il Sud Tirol che prova dal basso con Bauer, torna indietro Oberhuber, Dorfman prova a stendersi, perde però il pallone, prima occasione per il Perugia che poi spreca, molto frettolosa nell'occasione Venturini. Ancora torna da dietro Ladstatter, Bauer, Rieder che prova a scalare, Stockner perde il pallone, grande densità in questo inizio del Perugia nell'andare a rubare palle e ripartire. Ancora il Sud Tirol che prova a verticalizzare, ottima però la diagonale, intercetta Bovini che poi spara via, esce con i piedi Fenzi, entra in area di rigore, gioca con tutta calma il pallone per Ladstatter, ha un po' di spazio, avanza Bauer in verticale per Stockner, torna indietro da Ladstatter, Oberhuber, ancora Ladstatter deve liberarsi della pressione, Stockner riesce a vincere un rimpallo, un po' di spazio, deve liberarsi però della sfera, lo fa adesso, cerca Rieder, Fost che si è allargata nell'occasione, prova a crearsi lo spazio per il cross, viene deviato, sarà rimessa laterale, la prima della partita è in favore del Sud Tirol, va Bauer ad occuparsene. Non si propone nessuna compagna, adesso si cerca ancora Fost che poi prova l'appoggio di ritorno, perde però il possesso palla che adesso è tra i piedi del Perugia. Properzi con le mani, va a lungo, trova la testa di un avversario, Bauer che poi lascia sfilare il pallone. Ancora Stockner di prima, questa volta Stockner di testa prova a prolungare, fase confusionaria, pallone che finisce ancora fuori. Bauer, Ladstatter che avanza, prende campo, prova a cambiare totalmente gioco, ci riesce Marquardt, primo pallone che gioca della partita, il cross in mezzo, c'è l'ottima lettura da parte di Bovini che poi spazza via, deve uscire il Perugia, riesce a farlo molto bene con Riccardi, ha un po' di spazio, poi appoggia per Benedetti che si è allargata, prova a distendersi il Perugia, ancora con la verticalizzazione, questa volta legge bene Oberhuber che poi torna indietro da Fenzi, ancora Oberhuber a destra, questa volta Dorfman si libera di un'avversaria, poi appoggia per Prearo, sarà rimessa laterale, prova ad acquisire subito ritmo la squadra di casa. Fost, ancora lo scambio, prova ad andare via, ci riesce ma il pallone era già uscito. Allora Perugia che torna in possesso palla, 5 minuti di gioco adesso. Riccardi, controllo così così ma conquista comunque una rimessa laterale, ancora Perugia nella metà campo avversaria. Pallone che sfila
sulla tre quarti del Sud Tirol e finisce per i piedi della difesa di casa, che poi prova ad uscire con Bauer da sinistra. Ancora Stockner riesce sempre a liberarsi. Fost, pallone un po' troppo forte, controllo difficoltoso. Allora Perugia che si fa vedere in avanti con Benedetti, la verticalizzazione per Riccardi che poi spinge un po'. Buona l'idea, ma troppo profondo il pallone. E allora Bauer con le mani ricomincia dalla difesa. Ladstatter esce così sempre da sinistra verso destra o viceversa. Il Sud Tirol riesce a farlo molto bene. Adesso con Dorfman, pallone per Markart. Santin, capitano della formazione di casa. Ancora il pallone in profondità sul fondo. Primo calcio d'angolo della partita per il Sud Tirol. Se l'è conquistato, è sembrato Prearo. Andrà con la numero 8, proprio Santin, che vi avevo citato prima. Chiama lo schema, il pallone è in mezzo, interessante la spizzata di testa e poi Fost con il sinistro. Poteva fare di più. Al volo, spara molto alto. È la prima vera occasione della partita. Arriva al 7° minuto di gioco, lo rivediamo il replay. Forse uno schema. Spizzata di testa che poi finisce direttamente sul mancino dell'attaccante con la maglia numero 29. Poteva fare di più, ma comincia insomma a sistemare la mira l'attaccante del Sud Tirol. Adesso il pallone che sfila fuori, alla gioca bene in questa occasione. Formazione allenata da Marco Castellaneta, sarà rimessa dal fondo per il Perugia. Cerasa la sistema in area piccola. Vi dicevo prima Lisa Prearo nella formazione del Sud Tirol, che ha partecipato lo scorso anno al torneo Caput Mundi con la rappresentativa Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti, torneo tra l'altro vinto per la seconda volta di fila, quindi vanno fatti i complimenti a Lisa Prearo. C'è questa partita ancora tutta da giocare, con il Sud Tirol che da destra si fa vedere con Markart un po' di spazio, poi Bovini riesce a mandare in fallo laterale, ma c'è un problema per una giocatrice nelle fila del Perugia. Vediamo chi è rimasto a terra. Devono intervenire i sanitari. Sembra essersi fatta male da sola. Adesso si rialza e si tratta di Orefice, mediano del Perugia. Adesso si rialza da sola, riesce ad uscire dal rettangolo di gioco. Non sembra essere nulla di grave. Vedremo se riuscirà a rientrare regolarmente in campo. Perugia che nel frattempo batte la rimessa laterale. Con un po' di confusione riesce a rimandare in avanti il pallone. Rientra in possesso il Sud Tirol con Bauer, un po' di spazio, allarga a sinistra per Stockner, ce l'ha sul mancino, si allunga un po' troppo il pallone, è costretta a fare retromarcia, a tornare indietro, e non è peraltro riuscita a tenere il pallone in campo, come segnalato dal signor Gianmarco Vailati. Si tratterà di rimessa dal fondo. Siamo entrati adesso nel 10° minuto di gioco. Sud Tirol 0, Perugia 0. Cerasa con i piedi sceglie di partire dal basso il Perugia, scelta questa volta un po' infelice perché Bovini è costretta a mandare direttamente in fallo laterale. Bauer si propone nessuna compagna. Adesso sì,
come sempre c'è Rieder, un po' di spazio, poi l'intervento molto deciso da parte di Giancaleoni su una giocatrice avversaria che rimane a terra. Adesso ancora il Perugia che riesce in qualche modo con Properzi a guadagnare una rimessa laterale. È rimasta a terra Santin nelle fila del Südtirol, adesso si rialza, tutto ok, nessun particolare problema. Properzi con le mani sbaglia, ancora Südtirol con Ladstatter, ricomincia da Oberhuber, Dorfman, azione in orizzontale del Südtirol, adesso verticalizzazione per Santin che si allunga un po' troppo il pallone, spazza via la retroguardia ospite e ricomincia da dietro il Südtirol. Santin, ancora Ladstatter, Oberhuber, lancio lungo a cercare Marquardt che ha un po' di spazio, adesso prova a sfruttare la sua velocità. Fost si gira, no, appoggia indietro per la corrente Prearo che calcia di prima ma spara molto alto. Altra buona occasione, questa volta ben costruita su azione da parte della squadra di Castellaneta. Secondo avviso della squadra di casa al Perugia. Cerasa con i piedi, stavolta vedremo se sceglierà di andare lungo o di giocarla ancora corta. Prova ad allargare, molto male ancora, non riesce a conquistare il pallone il Perugia. Il cross in mezzo, il colpo di testa che arriva 2 volte da parte di Marquardt, poi finisce per commettere fallo su Gigli e si salva ancora il Perugia. Gestione un po' difettosa della rimessa dal fondo sul pallone, libera. Tratterà questo calcio di punizione all'interno della propria area di rigore. Ancora lungo, calcia molto forte, non riesce a trovare nessuna compagna. Venturini prova a saltare, ma è ancora il Südtirol che si fa vedere in avanti, poi il pallone finisce fuori. Ancora Perugia. Con le mani Gigli palleggia e rilancia via, dove però c'è soltanto la muraglia viola del Südtirol che poi spazza con Oberhuber. Santin prova a verticalizzare molto bene, molto bene per Stockner. Fost prova a crearsi lo spazio per inventare, cerca il tiro, deviazione, poi in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo il Perugia, ma ancora Südtirol che si fa vedere in avanti, conquista una rimessa laterale con Bauer. Comincia ad aumentare i giri la squadra di casa. Properzi ancora in fallo laterale. Fatica un po' il Perugia a stoppare le iniziative del Südtirol, la vivacità offensiva. Adesso fischiato un fuorigioco ai danni del Südtirol. Perugia che può respirare un attimo, con tutta calma ricomincerà a mettere il pallone in gioco con Bovini. Sistema il pallone, va a lungo ma direttamente in fallo laterale. Battuta male questa palla inattiva. Ancora Bauer. Stockner, buono l'aggancio e l'appoggio di ritorno per Bauer. Ladstatter, ancora Stockner, prova con il palleggio Südtirol ad entrare in area di rigore e rendersi pericoloso. Molto spesso però
il Perugia riesce a tenere botta. Adesso prova da destra ancora il Sud Tirolo con Markart. Il pallone era terminato fuori. Gigli con le mani. Nel frattempo è rientrata chiaramente Orefice con la maglia numero 6 nelle fila del Perugia. Nessun problema per lei, può regolarmente continuare. Oberhuber, Bauer, sempre spazio, molto spesso le sue compagne si affidano a lei per uscire dalla difesa. Questa volta però sbaglia l'appoggio per Stockner. Properzi, messa laterale direttamente alle avversarie. Adesso prova la verticalizzazione molto interessante. Prearo per la corrente Markart ed esce direttamente Cerasa, raccoglie con le mani, palleggia e va a lungo. Pallone nella metà campo avversaria, non riesce a gestirlo il Perugia, non riesce a metterlo a terra. Forse adesso sì, con Venturini un po' di spazio, poi esce Dorfman, mette direttamente fuori Gigli. Ritorna Prearo di prepotenza ad uscire per il Sud Tirol, vince un rimpallo, non il secondo, ma conquista comunque una buona rimessa laterale. Torna in attacco la formazione in divisa viola. Ancora Prearo lavora bene un pallone per una compagna, poi il rimpallo non premia il Sud Tirol. Adesso sì, ancora Prearo con il mancino, cerca Fostl, non la trova. Bauer, si fa sempre più insistente la pressione di casa. Bauer scambia con Stockner. Adesso Santin, buona la verticalizzazione, meno l'aggancio da parte di Rieder, che tra l'altro si trovava in posizione irregolare, quindi interrotta la trama del Perugia. 18° minuto, ancora 0-0 il risultato. Libera, anzi scusate, si tratta di Bovini con il pallone lungo, cercata Acosta, non può intervenire. Allora Ladstatter, Oberhuber, si distende il Sud Tirol. Dorfman, Santin si va a trovare libera, prova a lanciare Fostl, buona la guardia nello specifico da parte di Bovini. Poi il pallone rimesso male da parte di Cerasa, c'è Stockner che ha un po' di spazio, prova la Veronica, si lamenta un po' con l'arbitro che però dice non c'è assolutamente nulla, soltanto sembra rimessa dal fondo per la squadra di casa. Se ne occupa come sempre da quelle parti Bauer. Stockner che si è rialzata, ancora Bauer, pallone che finisce ancora fuori. Arriva addirittura Ladstatter a creare densità. Buono l'aggancio da parte di Prearo, che però poi si fa sfilare via il pallone. Ancora la verticalizzazione all'indirizzo di Prearo, ma troppo lungo il suggerimento. Cerasa con le mani interviene e mette ordine. Rimessa lunga, Stockner non riesce a mettere giù il pallone, poi Properzi lo perde. Ancora Stockner ha un po' di spazio, la più vivace sicuramente nelle sue fila, la giocatrice esterno ala per meglio dire, con il numero 11. Ricomincia il Sud Tirol con Oberhuber,
poi la girata di prima da parte di Fostl, poi attenzione, si capiscono in difesa Bovini, Libera e Cerasa, costrette a mettere in fallo laterale. C'era Marquardt pronta ad intervenire. Bauer, il cross in mezzo, svirgola la difesa del Perugia, ancora Prearo, un po' di spazio, Bauer prova a mettere il cross in mezzo per Fostl, che spizza di testa ma in maniera troppo debole per Cerasa, che riesce a bloccare. Ancora 0-0 il punteggio, non ha fretta il Perugia di mettere in gioco questo pallone, lo fa adesso. Benedetti non riesce a trovarsi lo spazio, neppure Riccardi, perde il contrasto di testa. Dorfman, pallone giocato di prima da parte di Rieder, nessuna compagna, e allora altra rimessa laterale per il Perugia con Gigli da sinistra. Perugia che possiede un settore giovanile tutto suo, cosa che non possono vantare tutte le società. Libera, riesce a smarcarsi soltanto per un attimo, ancora Prearo prova la verticalizzazione, il pallone per Stockner, di prima per Fostl, che però era in evidente posizione di offside. Ma queste trame, questo scambio palla a terra molto veloce, molto ritmato del Sud Tirol, può comunque mettere alla lunga in difficoltà un Perugia, dobbiamo dirlo, comunque in fase difensiva fino a questo momento abbastanza ordinato. Adesso va a lungo con Libera, calciato il pallone, attenzione, prova a gestirlo Ciancaleoni, non ci riesce, ma è ancora il Perugia in avanti. Poi viene assegnato un fallo laterale all'occasione di stare nella metà campo avversaria. La squadra umbra con le mani, cercare Benedetti che si allarga, riesce a stoppare, poi perde il possesso della sfera. Dorfman, Oberhuber comincia sempre da dietro, sempre palla a terra il Sud Tirol. Ladstatter, un po' di spazio, Bauer, arriva la pressione del Perugia con Acosta, Orefice non riesce ad intervenire, allora Marquardt, pallone ancora gestito da Stockner che si è accentrata da destra, poi il cross di prima intenzione da parte di Dorfman viene direttamente ribattuto in fallo laterale. Ancora Sud Tirol in possesso, in avanti. Dorfman con le mani, si guarda un po' attorno, cerca una compagna, la trova adesso, pallone di ritorno, ancora lo scambio, non può servire Rieder, allora il pallone che termina ancora da dietro per il Sud Tirol. Un po' di spazio, Dorfman ancora, che questa volta sta agendo per le vie centrali. Bauer, un po' di spazio, dribbling che riesce, prova a cercare il fondo, ha un'avversaria da fronteggiare, ce l'ha sul mancino, poi arriva il cross intercettato da Properzi, mette in calcio d'angolo. Buone le iniziative da parte del terzino con il numero 23.
da sinistra, se trova lo spazio può essere un fattore. Ancora Santin dalla bandierina, sistema il pallone, non è cercato, battuto lungo, colpo di testa, però non trova lo specchio della porta. Ancora il cross di Santin, la girata molto bella, la coordinazione da parte di Stockner, che adesso sta agendo a destra. Si è fatto trovare pronta, altrettanto pronta Cerasa in presa diretta. Adesso rimessa lunga con i piedi, Perugia che prova a verticalizzare, non ci riesce. Ancora su Tirol, la verticalizzazione per Santin, troppo lunga. Orefice prova a lanciare lungo Benedetti, non era una cattiva idea, ma c'è una attentissima Ladstatter da quelle parti, che non sta sbagliando nulla. Adesso anche in fase di possesso prova a verticalizzare, molto interessante il pallone per Prearo, che ha un po' di spazio, riesce il dribbling, va alla conclusione e poi diventa praticamente un cross troppo forte per Stockner. Il pallone è terminato direttamente fuori, forse c'era anche una posizione irregolare da parte dell'esterno numero 11, ravvisata dal guardaline. Rivediamo adesso il replay della bella azione sugli sviluppi del calcio d'angolo che ha portato al colpo di testa da parte di Stockner. Sì, va a lungo Ribera, ancora Santini, però da diga lì non sta sbagliando praticamente nulla. Il pallone adesso vince un rimpallo, attenzione, c'era Costa che era riuscita a farsi vedere, a sradicare il pallone, poi la conclusione di punta un po' impensierire Fenzi, ma si fa vedere anche il Perugia. Santini vince un contrasto, poi verticalizza, non lo fa bene. C'è Rasa con i piedi, trova una compagna che svetta di testa, però trova soltanto Rieder, poi conquista una rimessa laterale da destra. Pallone ancora sulla linea della rimessa laterale, giocato dal Sud Tirol, ancora in possesso Rieder. Ladstatter, erato l'inserimento da parte di Dorfman, allora conquista il possesso palla il Perugia, che poi non riesce a mantenerlo. Il pallone in profondità per Marcarta, un po' di spazio, poi cicca l'intervento Cerasa e arriva l'1-0 del Sud Tirol. Ha segnato, mi è sembrato di vedere Fostl, poteva fare sicuramente di più Cerasa in occasione del suo intervento, e poi come un rapace d'area di rigore è arrivata la giocatrice del Sud Tirol a sbloccare il match quando siamo al 29esimo minuto. Lo rivediamo, Markart, il cross, e poi sì, è arrivato il tap-in vincente da parte di Fostl con la numero 29, che proprio al minuto 29 sblocca Sud Tirol Perugia. La formazione di casa si porta sull'1-0. Vediamo se ci sarà una reazione, quando effettivamente qualche minuto fa aveva avuto una grande occasione il Perugia con Acosta, un'occasione non costruita ma
con un possesso palla rubato al Südtirol, che va comunque impegnato. Fancy, adesso ancora Südtirol in possesso palla, lo perde, va in attacco il Perugia. Da sinistra prova ad imbastire una trama di gioco, costretto a tornare adesso indietro. C'è Bovini che si fa vedere a un po' di spazio. Venturini si gira su se stessa, poi perde il possesso palla, pallone per Prearo in profondità, non può intervenire, e allora Bovini ancora prova a gestire il pallone. C'è poi Riccardi, pallone per Acosta, riesce a metterlo giù in qualche modo per la compagna, poi troppo frettolosa nella conclusione, meglio nell'assist. La compagna. Adesso c'è un'altra verticalizzazione interessante del Südtirol, esce Cerasa, un po' di spazio Stockner, poi il tiro di prima intenzione da parte di Vostl che finisce direttamente fuori. Dà sempre la sensazione, la squadra di casa, di poter essere molto molto pericolosa ogni volta che si trova nella metà campo del Perugia. Adesso comunque c'era posizione irregolare da parte di Vostl, battuta lunga da parte di Libera. Santin recupera bene il Perugia con Riccardi non riesce a dare continuità all'azione, poi prova a prolungare per Benedetti, non può far assolutamente nulla. Esce Fancy, ricomincia dall'Adstatter. Bauer, ancora Markart che ha firmato l'assist per l'1-0, questa volta perde il pallone soltanto per un attimo, costretta ad uscire nuovamente Fancy. Ladstatter, Prearo, Oberhuber, con calma, adesso non ha particolare fretta il Südtirol, già sbloccato la partita. Bauer, Ladstatter, Santin, buona questa trama di gioco, bella la verticalizzazione per Markart, ancora il cross in mezzo, la conclusione da parte di Prearo, e questa volta l'intervento di Cerasa è davvero da applausi, mette in calcio d'angolo e salva la sua squadra dal 2-0. Ma che bella questa azione, tutta in verticale da parte del Südtirol, il cross in mezzo e il riflesso di Cerasa sulla conclusione quasi a botta sicura da parte di Prearo. Sarà comunque calcio d'angolo. Santin come sempre lungo, ma sul primo palo. Questa volta non è che viene messo direttamente sul fondo. Può respirare un attimo il Perugia, deve riorganizzarsi, provare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. È riuscita a farlo soltanto una volta fino a questo momento. Adesso si distende bene il Perugia con Properzi, un po' di spazio. Properzi ancora per Acosta, perde il possesso palla. Santin, un po' sufficiente questo passaggio. Allora il Perugia con Venturini prova a creare qualcosa, non ci riesce, poi vince un rimpallo ancora il Perugia, un po' di spazio. Acosta sbaglia lo stop e
permette il ritorno di Landstatter, che poi esce fuori, poi non si libera del pallone, di fatto lo perde. Sarà rimessa laterale per il Perugia, che quantomeno dà segni di vitalità anche nella metà campo avversaria, quando siamo al 35esimo minuto di gioco. Südtirol 1, Perugia 0. A sbloccarla al 29esimo minuto è stata Vostl. Acosta prova a mettere il cross in mezzo, finisce direttamente fuori il pallone, ma c'è stata una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per il Perugia, il primo che batterà la squadra quest'oggi allenata da Mauro Lucarini. Quello subito qualche minuto fa è il gol numero 50 del Perugia. Adesso mette il cross in mezzo, la battuta interessante, la girata da parte di Orefice mi è sembrato troppo debole, troppo centrale per mettere in pensiero Fenzi, ma insomma è comunque una conclusione verso la porta. Ha bisogno di prendere confidenza con l'area di rigore avversaria il Perugia, che adesso ancora in possesso palla prova ad uscire. C'è Riccardi, prova a lavorare il pallone, poggio così così per una compagna, e allora ancora Südtirol che conquista il pallone da destra. Sarà rimessa. Colpo di testa da parte di Stockner, ancora deviazione. Perugia che rimette lungo un po' a casaccio verso Acosta, difesa organizzata quella del Südtirol, che però non riesce ad uscire. Allora Bovini, ancora il Südtirol, non riesce il dribbling a Markart, ancora però con Santin. Ottima la sua densità a centrocampo, poi c'è il suggerimento in verticale troppo lungo e Cerasa riesce ad intervenire. Dice alle sue compagne di alzare il baricentro per conquistare da subito spazio. Non rimette molto bene sui piedi di Markart, ma ancora il Perugia con Benedetti che prova la girata con il mancino, non va a buon fine. Vostl, stop, controllo e girata. Preziosissimo anche in questa fase il suo lavoro, non soltanto per quanto riguarda il tabellino. C'è il cross in mezzo e poi la conclusione di primissima intenzione, è sembrato proprio da parte di Vostl sulla ribattuta della difesa avversaria. Prearo che si va sempre ad alzare, la chiave tattica studiata questa qui, che trasforma il 4-2-3-1 del Südtirol di fatto in un 4-3-3 in un 4-2-3-1, agendo da trequartista al centro. Prearo riesce sempre a trovare il modo, posizionandosi tra le fila, di rendersi pericolosa. Adesso il pallone però è terminato direttamente fuori. Perugia batte l'ennesima rimessa dal fondo, stavolta la batte corta. C'è Gigli prova a servire una compagna, la trova, poi verticalizzazione immediata per Acosta
troppo lunga, molto molto ben letta da parte di Ladstatter. Bauer, un po' di spazio per Santin, ancora con Bauer, Santin, pallone in profondità per Marquardt, a velocità riesce ad entrare in area di rigore, poi se la deve vedere con Bovini, tocca il pallone, ma a quel punto diventa troppo semplice per Cerasa intervenire. Ultimi 5 minuti di gioco, salvo recupero alla fine del primo tempo tra Südtirol e Perugia. Il risultato momentaneo è di 1-0. Cerasa va a lungo, c'è un fallo rischiato dall'arbitro Vailati ai danni del Perugia. Comunque fallo in attacco. Tra l'altro nell'occasione Benedetti sembra essersi fatta male a terra, dolorante. Intervengono adesso i sanitari, vedremo di che problema si tratta. Dicevo 1-0 il risultato, a sbloccarla è stata al 29esimo Fostl con un tap-in vincente su un intervento un po' leggero da parte di Cerasa sul cross, su iniziativa di Marquardt. Insomma, vantaggio che poteva anche essere legittimato in occasione del tiro da parte di Prearo, e in quell'occasione sì, è stata molto molto bravo l'estremo difensore del Perugia, Cerasa, in un intervento di prima intenzione, di riflesso direttamente in calcio d'angolo a mano aperta, in tuffo alla sua sinistra. Adesso su questo calcio di punizione c'è Santin. Con tutta calma allarga a sinistra per Bauer, un po' di spazio. Bauer prova ad accentrarsi, ancora la verticalizzazione, è veramente molto molto pericoloso il Südtirol quando da sinistra cerca le sovrapposizioni di Prearo e di Marquardt. Molto spesso partono in posizione irregolare, ma altrettanto spesso, come in occasione del gol, riescono a trovare la profondità, lo spazio per essere davvero pericolose. Numero 10 e la numero 16. Adesso c'è però quest'altra rimessa dal fondo, cercata Gigli, non viene trovata la Costa, non interviene ancora Prearo, si incunea, riesce ad entrare in area di rigore, poi prova il destro di prima intenzione, viene ribattuto da parte di... viene ribattuto da Libera, e sarà calcio d'angolo per il Südtirol. Come sempre va a Santin. Sinistra però c'è un problema in area di rigore, perché c'è ancora una giocatrice a terra, ancora nelle fila del Perugia. Sembra si tratti di Orefice o di Bovini, vediamo. Forse proprio in occasione del cross ribattuto addosso, sì, si tratta proprio della numero 4 Bovini, che adesso si rialza, non dovrebbero esserci particolari problemi per lei. Calcio d'angolo, vi dicevo. Santin sul pallone da sinistra.
Vedremo quando l'arbitro darà l'ok. L'ho visto allontanarsi dall'area di rigore. Da adesso l'ok. Viene battuto, calcio d'angolo, attenzione, palla che finisce fuori, sfila sul fondo. Noi siamo già giunti al 45esimo minuto, dovrebbe esserci un minuto aggiuntivo di recupero. Vedremo se riuscirà a sfruttarlo il Perugia, quantomeno per chiudere in attacco una prima frazione che la sta vedendo sotto con il risultato di 1-0. Colpo di testa sulla rimessa dal fondo che finisce direttamente fuori. Bauer, Prearo. Ancora Prearo dà del tuo al pallone, come sempre. C'è stato qualcosa che l'arbitro ha visto, fischiato calcio di punizione a favore del Perugia. Sul pallone libera, l'arbitro già con il fischietto in bocca, vuole sfruttarlo il Perugia questo calcio di punizione, ma non c'è tempo. Finisce qui la prima frazione tra Südtirol e Perugia. Il momentaneo risultato è di 1-0. Ha segnato la maglia numero 29 Fostl, e vediamo se la nostra Vitalo Cantore a bordo campo riuscirà ad intercettarla per strapparle qualche impressione su questo primo tempo, comunque molto ben giocato dalla formazione di casa. Nel frattempo le altre giocatrici si avviano verso gli spogliatoi, chissà cosa diranno i rispettivi tecnici Marco Castellaneta e Mauro Lucarini. Südtirol sicuramente in forma e dato motivo al suo tecnico di apprezzare quanto fatto in questi primi 45 minuti. Mauro Lucarini invece immagino proverà a spronare un po' le sue ragazze, invitandole ad essere un po' meno frettolose quando entrano in possesso palla, ad alzare la testa, ad avere la lucidità di giocare il pallone, cercando di essere pericolose quantomeno anche su palla inattiva. Nel frattempo non siamo riusciti a sentire Caterina Fostl, mi dicono, ma abbiamo comunque Annalena Santin a bordo campo dalla nostra Vitalo Cantore. Ringrazio anche la regia per gli ottimi collegamenti che ci permettono di fare. In attesa che venga microfonata. Ah, eccola, Annalena Santin, capitano del Südtirol. Risultato momentaneo di 1-0, poteva anche essere un po' più largo, ma c'è di fronte un avversario che comunque non va sottovalutato, anche perché il risultato stesso, insomma, non dice partita chiusa. Sì, non siamo entrate bene in partita, approccio malissimo, però adesso ci aspetta il secondo tempo e faremo meglio. La sensazione è che da sinistra, quando riuscite a verticalizzare, per il Perugia sono dolori. Forse può essere questa la chiave tattica anche nel secondo tempo. Sì, sicuramente ci lasciano ben spazi, però le dobbiamo sfruttare meglio con la nostra velocità sulle fasce. Lasciamo Annalena Santin raggiungere le sue compagne negli spogliatoi e noi ci risentiamo per il secondo tempo di Südtirol Perugia.
E rieccoci in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, in diretta dal campo FCS Center di Appiano per seguire il secondo tempo di Südtirol Perugia. Risultato momentaneo, ve lo ricordo, di 1-0 grazie al gol segnato al minuto numero 29 dalla giocatrice con la maglia numero 29, Fosl, su iniziativa da sinistra di Marquardt. Cross in mezzo, non irresistibile, non riesce ad intervenire l'estremo difensore del Perugia, Cerasa, e Fosl da lì non si può certo pregare, appoggia direttamente in rete il più semplice dei gol. Perugia che poi si è reso pericoloso in due occasioni, su un calcio d'angolo con una girata al volo di Orefice e poi con il tiro di Acosta, questo in realtà prima di passare in svantaggio, ma dobbiamo dirlo troppo poco per impensierire una difesa come quella del Südtirol, che di gol finora ne ha subiti soltanto 6 in campionato. Formazioni che riprendono posto in campo, fa la conta il direttore di gara Gianmarco Vailati di Crema, si assicura che sia tutto ok e dà adesso il via ai secondi 45 minuti tra Südtirol e Perugia. Partita, vi ricordo, valida per la nona giornata del campionato femminile di Serie C, girone B. Pallone in profondità, attenzione, un po' di incertezza da parte di Cerasa, poi sulla linea riesce a salvare, libera sul tiro praticamente a botta sicura, mi è sembrato, di Stockner. Pronti via, già grandissima occasione per il Südtirol di portarsi sul 2-0. Grande incertezza però in questa occasione da parte della retroguardia perugina. C'è adesso il cross in mezzo, mette in qualche modo fuori la difesa, poi c'è il tiro del Südtirol da fuori area, mi è sembrato da parte di Dorfman, troppo debole, troppo centrale. Cerasa riesce ad intervenire. Adesso rimessa con i piedi lunga, riesce a far sfilare il pallone Riccardi, poi riconquista subito il possesso il Südtirol da destra. C'è un po' di spazio adesso. Stockner, che aveva cominciato sulla fascia sinistra, adesso in maniera stabile si trova a destra. Riccardi prova a girare, non riesce il tentativo, poi Benedetti prova a far viaggiare sulla sua corsia, poi ancora Riccardi, non ci riesce. Pallone tra i piedi di Fenzi, che ricomincia da Ladstatter. Bauer gli da sinistra insieme a Marquardt, e con gli inserimenti tra le linee di Prearo sono stati fattori molto decisivi. Avrebbero potuto esserlo forse ancora di più in favore del Südtirol. Adesso il suggerimento lungo per Fosl, interviene direttamente in uscita Cerasa, che raccoglie, aspetta che le compagne prendano posizione, le invita ad alzarsi, va lungo, non tocca nessuno di testa, poi arriva Benedetti che prova a girare, bella la verticalizzazione in profondità per Acosta, il cross di prima intenzione dove non c'è nessuno se non tutta la retroguardia di casa.
Sarà comunque rimessa laterale per il Perugia, che si fa vedere in avanti con Acosta. Ancora prova a girarsi, non va a buon fine il tentativo. Adesso di fatto cambio rimessa per il Sud Tirol. Prova ad avanzare, spazza via Bovini. Poi tentativo di Sombrero che riesce a Orefice. Un po' di confusione adesso in campo, la pressione del Perugia sul possesso avversario. Alla fine è comunque il Sud Tirol che gestirà questo pallone, sempre da sinistra con Prearo, e poi perde il rimpallo. Gigli raccoglie il pallone. C'è un cambio nelle fila del Sud Tirol al 49esimo minuto. Entra con la maglia numero 18 Bielak, esce Stockner. Escono Stockner e Rieder. Entra con la maglia numero 18 Bielak. Poi sembra con la numero 44. Sì, è proprio lei, con la maglia numero 44 Huber. Vedremo anche se tatticamente cambierà qualcosina. Nel frattempo Oberhuber, suggerimento così per la neoentrata Huber. Adesso in difesa per il Sud Tirol ci saranno Oberhuber e Huber. Sì, Huber che prende la posizione di terzino destro. Lo vediamo adesso che entra in possesso palla, un po' di spazio si fa vedere, bella la verticalizzazione, poi il velo da parte di Bielak, bella l'idea, meno l'esecuzione, il pallone di ritorno da parte di Fostl. Adesso ancora Huber, entra bene in partita. Dorfman riesce a gestire bene questo pallone, poi c'è subito la verticalizzazione di prima intenzione da parte del Perugia, troppo lungo, esce Fenzi. Vedremo a questo punto chi giocherà sulla fascia sinistra. Nel frattempo c'è la verticalizzazione per Huber. Sì, Huber che giocherà, mi sembra di capire, a destra, e Markart invece stabile sulla fascia sinistra. Dunque cambia poco in questo momento. C'è il pallone di Bovini che viene spazzato via in fallo laterale, ma il più lontano possibile. Bauer, bene il pallone, poi non l'ultimo suggerimento, ma ancora Huber. Sta giocando già tanti palloni. La verticalizzazione per Bielak, molto veloce, riesce ad entrare in area di rigore. Bielak, il pallone in mezzo, non c'è nessuna compagna pronta a sfruttare il suggerimento. Doveva essere girata a rete questa palla, questa iniziativa molto interessante da parte della neoentrata con la maglia numero 18. Nel frattempo il Perugia prova a tenere botta. Rimessa laterale da destra, battuta, non riesce a gestirla bene Riccardi, ma sarà ancora rimessa laterale
per la formazione Umbra. Benedetti, Fostl che arretra e va a conquistare il pallone. Bella questa verticalizzazione per Bielak, questa volta però viene letta bene la palla da parte di Cerasa insieme a Properzi. Attenzione, Santin, Oberhuber, ancora molto movimento, il pallone molto interessante in verticale, capito, forse un po' in ritardo Fostl il suggerimento della compagna. Cerasa a rimbalzare il pallone nella propria area di rigore. Bovini spazza via, Acosta riesce a mettere giù il pallone, vediamo se inventa qualcosina. Benedetti, Giancaleoni, male, poi libera, ritorna indietro da Cerasa, stesso palla più o meno prolungato da parte del Perugia, poi c'è il fallo netto, intervento in ritardo da parte di una giocatrice del Südtirol su Orefice che rimane a terra. Libera, se ne occuperà lei. Va lungo, libera direttamente sulla testa di Ladstatter. Santin, anticipo ottimo da parte di Properzi, prova la verticalizzazione, non va. Allora Bielak, attenzione alla sua velocità, ha già dimostrato di essere in partita, se ne va via, prova a crearsi lo spazio per il cross, non lo trova, deve proteggere il pallone, poi finisce per conquistarsi comunque una rimessa laterale da destra. 55esimo minuto, regge il risultato di 1-0 in favore del Südtirol. Ancora altra rimessa laterale, seconda consecutiva. Oberhuber, pallone che viene riconquistato dal Perugia, che poi la manda il più lontano possibile. Fallo laterale ancora per il Südtirol. Ladstatter, se ne occuperà Huber. Rischioso questo passaggio in orizzontale, finisce comunque tra i piedi di Bauer. Ne salta due, nel frattempo Prearo, poi si crea lo spazio per il tiro che viene ribattuto in qualche modo, pallone che ancora balla sulla tre quarti del Perugia. Santin protegge il pallone con grande esperienza. Il pallone di Dorfman per Fostl che è in posizione di fuorigioco, ha segnato ma in posizione irregolare. Fostl, sarebbe stata doppietta. Libera sul pallone, lunga rincorsa, va molto lungo con questo pallone. Santin lo intercetta, poi lo gioca per Huber, un po' di spazio. Huber cerca il dialogo con Bielak, le neo entrate molto bene fino a questo momento nel loro impatto, poi c'è la verticalizzazione di prima intenzione da parte di Santin, buona l'idea, meno l'esecuzione. Cerasa va a lungo, cerca una torre in avanti, non la trova. Allora attenzione, Bielak ancora allo spazio. Bielak 2-0
E l'avevamo detto, sono entrate molto molto bene in partita Huber e Bielak, e quest'ultima, quando siamo al 57esimo minuto di gioco, entra in area di rigore e poi con il destro sul primo palo non lascia scampo a Cerasa. Potrebbe averla chiusa già il Südtirol. Meritato il doppio vantaggio da parte della formazione di casa, che già nel primo tempo aveva rischiato di portarsi sul 2-0. In questo secondo tempo non tante occasioni, ma grandissima presenza in area di rigore avversaria, soprattutto con gli ingressi indovinatissimi da Marco Castellaneta di Bielak e Huber, che hanno portato di fatto al 2-0. Siamo al 59esimo minuto. Si ricomincia con il pallone al centro giocato dal Perugia. Vedremo se arriverà una reazione vera da parte delle biancorosse. Si conquistano adesso un calcio di punizione. C'è Bovini sul pallone, anzi è libera, un pallone lungo. Vediamo se farà anche qualche cambio Mauro Lucarini, cercare di dare una scossa, quantomeno provocare una reazione nelle fila della sua squadra. Gigli, pallone con le mani in profondità, poi girato per Acosta, troppo lungo. Santin, Prearo, Huber, spazio, ha una prateria di fronte a sé, la sfrutta tutta, poi il pallone in profondità, il destro calcia molto molto male qui la giocatrice del Südtirol. Era ottima l'iniziativa di Huber, che ha sfruttato tutto lo spazio che il Perugia ha lasciato di fronte a sé. Adesso Gigli indietro per Cerasa, non ci pensa un secondo e rilancia via. Non basta, perché Prearo è ovunque sulla mediana del Südtirol e gestisce con grande esperienza e proprietà tecnica ogni pallone. Gladstatter mette ordine con calma per Oberhuber, ma fretta adesso il Südtirol. Prearo, il pallone bene per Huber, vediamo se mette il cross in mezzo, diventa di fatto un tiro e in due tempi Cerasa riesce a bloccare. Lì a destra il Südtirol ha decisamente cambiato marcia con gli ingressi di, appunto, come vi dicevo, Huber e Bielak. Attenzione però, c'è il Perugia, cercato il suggerimento per Venturini, non va a buon fine. Poi Fost cerca di lavorare un pallone per Bielak, non ci riesce, poi si incarta un po' su se stessa tutta la retroguardia. Cerasa mette direttamente in calcio d'angolo. Vuole il 3-0 il Südtirol, vuole mettere un altro chiodo, un altro mattoncino verso i 3 punti per concludere questa ultima mezz'ora più recupero che separa proprio il Südtirol dai 3 punti. Il colpo di testa nel frattempo e arriva adesso, sì, il 3-0 della formazione di casa su calcio d'angolo, lasciata totalmente libera di
saltare. Rivediamo il replay. Sembra sia stata proprio Fostl a firmare la doppietta personale. Fatto sta che adesso sì, è arrivato il 3-0. Rivediamo adesso con sto replay zoomato. Sì, è stata ancora lei con la maglia numero 29 a mettere di fatto una pietra sopra il risultato. Nel frattempo c'è stato un cambio nelle fila del Perugia. Vediamo se riusciamo a capire di chi si è trattato. Perugia che adesso subisce una brutta mazzata. Vediamo se riuscirà a trovare almeno il gol della bandiera, che alzerebbe un po' il morale ed eviterebbe una sconfitta troppo pesante per quelli che sono stati comunque i valori messi in campo da parte delle due squadre. Ancora il Sud Tirol che non ha intenzione di fermarsi. Esce il Perugia, vediamo con questa iniziativa da parte di Gigli. Ancora Perugia in possesso palla. Venturini alza la sfera, fa semplicemente il gioco del Sud Tirol, che poi torna in possesso palla con calma. Ricomincia da Huber. Bielak aspetta che arrivi la corrente Huber. Bello il pallone in profondità per Bielak. Poi in qualche modo mette fuori la retroguardia perugina. Fostl lavora il pallone, va sul mancino, poi il filtrante per la compagna è troppo lungo. Ancora il Perugia che rischia con questo possesso palla a ridosso della propria area di rigore. Arriva però il fischio da parte dell'arbitro. Adesso arriva il cambio da parte del Perugia. Esce con la maglia numero 5 Ciancaleoni ed entra con la maglia numero 9 Yimga. Dunque cambio operato da Lucarini. Battuta adesso il calcio di punizione del Perugia, è subito direttamente tra i piedi della difesa di casa il pallone. Bauer, un po' di spazio. Bauer, vediamo se riesce a cambiare tutto. No, ci incischia un po' troppo, perde il pallone e poi è costretta a commettere fallo su Acosta. Bello il dribbling poi di Orefice, un po' di spazio, poi non si libera in tempo del pallone. E allora c'è la profondità per Fostl. Attenta, Cerasa che spazza via. Ancora Huber poi. Con calma prova ad alzare la pressione il Perugia. Con proprietà tecniche il Sud Tirol riesce ad andare fuori. Poi c'è stato un fuorigioco fischiato dal guardaline. 67esimo minuto. Sud Tirol 3 Perugia 0. Riccardi, pallone in profondità. Benedetti riesce ad andare via. Attenzione, il pallone in mezzo, cross che diventa di fatto un tiro, ma direttamente tra le braccia di Fenzi. La sostanza non cambia tantissimo. E allora Bauer
Marquardt. Cambia tutto poi per il suggerimento di Huber. Ha spazio, tantissimo spazio da sfruttare. Bielak. Vediamo se riesce ad andare via in dribbling. Questa volta no, attenta la retroguardia del Perugia, che poi prova ad uscire palla al piede, non ci riesce, ma conquista comunque una buona rimessa dal fondo, quantomeno per alleggerire la pressione. E sarà ancora fondo per Cerasa. La batte corta Orefice, ricomincia da Bovini. Properzi. Fallo non fischiato questa volta dall'arbitro in favore del Perugia. Allora su Tirol, che ha ancora l'occasione di farsi sotto. Il pallone poi giocato da Fost. C'è sì poi il fallo, costretta al fallo Bovini. Mette a terra una giocatrice del Sud Tirol, che si conquista un calcio di punizione da posizione molto molto interessante. Si tratta, ad aver subito il fallo, si tratta di Prearo, che poi si impossessa pure del pallone. Andrà molto probabilmente a battere lei questo calcio di punizione molto interessante, mentre c'è un altro doppio cambio nelle fila del Sud Tirol. Entra con la maglia numero 2 Mittermeier, esce Bauer. Vediamo se riusciamo a capire anche quale sarà, qual è stato l'altro cambio. Esce con la maglia numero 16 Marquardt ed entra Infantino. Dunque altro doppio cambio. Anche in questo caso il tecnico Castellaneta cambia sia l'ala che il terzino. Seguiamo questo calcio di punizione, lo batte neanche male Prearo, ma non dà il giusto effetto, e soprattutto il pallone si abbassa troppo tardi, finisce direttamente fuori. Adesso stiamo rivedendo il replay. Era comunque sulla traiettoria Cerasa che ribatte subito. Non ci sta il Perugia, vuole segnare un gol, vuole comunque rendersi pericoloso, e c'è qui un intervento da parte dell'arbitro che stoppa l'iniziativa ospite. Huber, un po' di spazio come sempre da quando è entrata, prova una verticalizzazione un po' complicata per Fost, che si era allargata con il movimento. Pallone direttamente fuori. Cerasa. Libera. Properzi. Perde il pallone, il cross in mezzo da parte di Fost. Difesa che mette fuori. Ma poi c'era anche posizione irregolare della stessa Fost, quindi fuori gioco, fischiato. Properzi ricomincia indietro da Libera, che con il mancino prova a spazzare via, non lo fa bene. Allora Huber, pallone rischioso, ne approfitta Benedetti, che poi cerca Imga, faceva il movimento opposto, e allora ancora su Tirol con Prearo. Stavolta la verticalizzazione non va a buon fine. Cerasa. Libera. Sbaglia poi l'appoggio. Allora su Tirol che riconquista.
c'è lì a destra Prearo, Infantino, bello il dribbling a sinistra, attenzione il cross in mezzo, c'è una deviazione sul fondo, si tratterà sì, di calcio d'angolo in favore del Südtirol. 73esimo minuto, 3-0 il risultato. C'è però una giocatrice del Perugia a terra, si tratta di Libera, numero 3, vediamo di che natura sono questi problemi fisici. L'arbitro fa segno ai sanitari di fare il loro ingresso in campo. Insomma, partita che comunque rispecchia sia per il risultato che per quello che si è visto in campo, un po' anche i valori in questo momento tra le due squadre. Un tasso tecnico da parte del Südtirol che è superiore. Perugia che ha cercato di difendersi e di rendersi pericoloso con iniziative meno organizzate ma più di rimessa. Sono arrivati anche dei tiri verso lo specchio della porta, ma non abbastanza pericolosi da mettere seriamente in difficoltà una retroguardia che, come vi ripeto, ha subito pochi gol, soltanto 6, a fronte di una difesa, quella del Perugia, che oggi per adesso si trova a quota 52 gol al passivo, numeri comunque importanti che raccontano quello che è stato finora il campionato da parte di entrambe le squadre. C'è questo calcio d'angolo in favore del Südtirol, viene battuto adesso, attenzione, in area piccola, poi c'è il tiro al volo da parte di Bielak, di fatto diventa una specie di palombella, finisce direttamente fuori. Ultimo quarto d'ora di gioco, salvo recupero. C'è Rasa, non batte, adesso sì, nella propria area di rigore, poi perde il pallone in maniera molto ingenua e arriva il 4-0 del Südtirol. Sembra, credo abbia segnato Prearo, che è andata in pressione sul possesso palla avversario. Questo è un gol molto evitabile subito dal Perugia. Poteva fare sicuramente di più la difesa nella gestione di questo pallone. Forse la sensazione è che lo stesso difensore del Perugia non si aspettava di ricevere il pallone e c'era Prearo lì in agguato che non aspettava altro. Ha sfruttato l'occasione entrando nel tabellino dei marcatori. Poi c'è un fallo ancora in favore del Südtirol. 4-0, rivediamo adesso il replay. Sì, si è un po' incartata Riccardi, che poi non rincorre neppure l'avversaria. E Prearo non si lascia sfuggire l'occasione, portando la sua squadra al poker. 4-0. Adesso c'è questo calcio di punizione interessante, può essere un pallone messo in mezzo proprio da Prearo. Sì, adesso molto bene all'indirizzo di Fostl, però questa volta la difesa perugina riesce a mettere fuori, a difendersi. Adesso sarà rimessa laterale. C'è Huber con le mani, ancora Huber, un po' di spazio, vediamo se trova il cross. No, cerca lo scambio che non va a buon fine, sarà rimessa dal fondo. Continua dunque il digiuno di punti del Perugia, che non riesce
a sbloccarsi in campionato. Obiettivamente era difficile farlo oggi sul campo del Sud Tirol. La sensazione è che qualcosa dovrà comunque cambiare per fare dei reali passi in avanti sul piano delle prestazioni, soprattutto quello dei risultati. Il pallone in mezzo ancora, la giocata è tutto buono e no, e invece no, questa volta braccio alzato da parte del direttore di gara, evitato il pokerissimo del Sud Tirol, mentre ci sono altri due cambi nelle fila del Perugia. Esce con la maglia numero 8 Riccardi, entra con la numero 14 Cerchetelli. E poi esce con la maglia numero 7 Venturini, fa il suo ingresso in campo Gigliarelli. Ma no, può essere. Ma va ricordato assolutamente, mentre seguiamo questa azione del Sud Tirol con Bielak, il pallone in mezzo viene messo in calcio d'angolo. Dicevo, va ricordato assolutissimamente quanto il Perugia abbia una delle formazioni più giovani dell'intera Serie C, avendo promosso tutto il blocco dell'Under 17 in prima squadra. E dunque è chiaro che bisogna dare del tempo a una squadra molto giovane di fare esperienza. Mentre c'è questo calcio d'angolo, adesso il Sud Tirol vuole dilagare, pallone che viene deviato, sarà ancora calcio d'angolo in favore del Sud Tirol. Calcio d'angolo da destra. Tra qualche secondo entreremo negli ultimi 10 minuti di gioco. Il colpo di testa, viene messo fuori il pallone, ma è ancora il Sud Tirol. Poi c'è il destro da parte di Bielak, posizione veramente lontana dallo specchio della porta, ma sono comunque occasioni che si possono sfruttare così quando si vince con un risultato così largo. Nel frattempo ancora pallone giocato corto da parte del Perugia e Fostre nell'occasione si fa anche male, si tocca la gamba sinistra, forse semplici crampi per lei. Rivediamo l'azione, provato ad intervenire in scivolata sul pallone, calciato troppo debolmente. Cerasa è riuscita ad intervenire in presa a terra. Foster nel frattempo viene aiutata dalle compagne a rialzarsi. Non sembra essere nelle condizioni di continuare la partita. Deve uscire e stare fuori. Tra l'altro sul Tirol, che terminerà dunque la partita in 10, non dovesse rientrare perché ha terminato i cambi. Sono entrate Mittermeier, Bielak, Huber e Infantino. Vedremo. Perugia che prova a farsi sotto con ancora Huber, poi il pallone giocato all'indietro da Oberhuber, lo spazza via, una rarità che il Sud Tirol non giochi palla a terra. Pallone in profondità del Perugia.
Costa non riesce a tenere la sfera, conquista però una rimessa laterale. C'è un cambio poi nelle fila del Perugia, entra con la maglia numero 13 Persichini ed esce con la 10 Benedetti. Pochi palloni giocati da quest'ultima in avanti. Nittermeier con le mani. Ancora il recupero del Sud Tirol. Pallone in profondità, bello lo scambio che poi porta allo scatto da destra del Sud Tirol. Ancora sulla ribattuta in scivolata Cerasa in due tempi riesce ad intervenire e poi rimanda subito il pallone in profondità per le compagne che però non arrivano in tempo sul pallone. Poi c'è il fallo da parte di Prearo. Nel frattempo no, avevo detto male, non aveva terminato i cambi il Sud Tirolo, infatti è entrata Fischer al posto di Fostl. Fischer che qualche secondo fa ha avuto l'occasione di segnare. Il risultato che resta sul 4-0. Bielak ha un po' di spazio, prova la verticalizzazione a sinistra, arriva alla conclusione. Ancora Cerasa molto impegnata quest'oggi. Conclusione ancora una volta da parte di Fischer, bloccata. Cerasa va a lungo, fischio dell'arbitro, il pallone deve essere fermato perché c'è stato un fallo ai danni di Orefice, dunque a favore del Perugia. Ancora il Perugia che prova a farsi sotto. Da destra con Gigli. Pallone che balla a centrocampo, prova ad imbastire una trama, il Perugia in parte ci riesce. Ancora biancorosse con Gigliarelli, ne ho entrata a Costa senza guardare, mette il pallone in mezzo, recupera il Sud Tirol. Da destra si distende la formazione di casa quasi a memoria per Huber che ha tanto spazio e poi però non riesce a dare una degna conclusione all'azione. Pallone che finisce direttamente fuori, sarà rimessa dal fondo. Ancora Perugia. Perde ancora un pallone molto velenoso la retroguardia ospite, prova a girarsi ed arrivare al tiro, poi sulla respinta mette fuori in qualche modo Libera in rimessa laterale. Non ha tantissima fretta adesso
la formazione di casa, ancora rimessa laterale. Huber con le mani. C'è un'altra giocatrice a terra. Sembra questa volta per il Perugia all'interno della propria area di rigore. Vediamo se riusciamo a capire di chi si tratti. Intervengono nel frattempo i sanitari. Ultimi minuti a ritmi veramente molto bassi. Del resto lo raccontano il risultato e l'andazzo stesso della partita, che per 88 minuti ha visto il Südtirol fare un possesso palla importante, che ha portato tantissime occasioni, non tutte sfruttate, ma che comunque hanno permesso alla squadra di Castellaneta di portarsi sul risultato di 4-0. Che permette proprio al Südtirol di portarsi a 20 punti in classifica, aggiornando il computo della differenza reti. 19 gol fatti, 6 subiti, dunque più 13 in classifica. Nel frattempo si trattava di Bovini, capitano del Perugia, che è costretto ad uscire adesso. Speriamo nulla di troppo grave per lei. Dorfman, Huber, si cerca lo spazio per il cross, ancora Dorfman, arriva in mezzo, il colpo di testa senza guardare lo stesso specchio della porta, ma direttamente fuori. Cerasa, ultimi 30 secondi di gioco prima che venga segnalato il recupero eventuale. Vedremo se ne darà il direttore di gara. La partita sembra aver detto tutto quello che doveva raccontare, insomma. Perugia che prova a chiudere almeno in attacco questa partita, recupera il Südtirol, Santini. Poi la palla in verticale, molto molto bene, esce Cerasa in presa diretta, ma c'era probabilmente posizione di fuorigioco, sì. Viene segnalata adesso dall'arbitro. Pallone in possesso del Perugia. Ancora prova la verticalizzazione, cercare Persikin. Pochi palloni toccati dalle neoentrate. Propersi, ancora gamba per correre, vince questo rimpallo, poi lo perde con Huber. Pallone in profondità per Bielak. Bielak ancora stretto a tornare indietro, poi entra in area di rigore, che si conquista un calcio d'angolo. Noi siamo al 92esimo minuto. Südtirol 4, Perugia 0. Un'occhiata al cronometro da parte dell'arbitro. Vedremo quanto ancora si giocherà questa partita. Viene adesso battuto corto, è uno schema il calcio di prima intenzione da parte di una centrocampista del Südtirol. Ora si giocherà ancora per qualche secondo questa partita. Perugia ancora in possesso. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara.
Finisce qui Südtirol Perugia con il risultato di 4-0. In gol Fosl, Bielak, Prearo e ancora Fosl di testa, di doppietta per lei, partita senza storie, come dice il risultato. E dunque Perugia che resta a 0 punti in classifica, resta all'ultimo posto della graduatoria, 16esimo. E invece Südtirol che comincia a fare davvero sul serio, vincendo anche questa sfida, 5-6 le vittorie adesso in campionato acquisite e 19 i gol fatti. Adesso vedremo chi riusciremo a sentire grazie alla nostra Vitalo Cantore a bordo campo. Piacerebbe sentire le protagoniste di entrambe le formazioni per parlare un po' della partita stessa. Partita che insomma il Südtirol ha messo sui giusti binari quasi all'inizio, dopo circa mezz'ora ha retto per 29 minuti la difesa del Perugia, poi sull'iniziativa di Marquardt non è riuscita a intervenire Cerasa, ha sbloccato la partita Fosl e poi da lì si è un po' sciolto il Südtirol, riuscendo a trovare trame di gioco sempre più complesse, sempre più intricate e difficili da intercettare per una squadra che aveva prima di oggi subito tanti gol. Da qui infatti si spiega il risultato di 4-0. Mentre il Südtirol stesso va a raccogliere l'abbraccio dei propri tifosi giunti quest'oggi al campo FCS Center di Appiano. Vedo che si avvicina qualcuno ai nostri microfoni. Per parlare un po' di quella che è stata la partita, delle impressioni di chi questo match lo ha vissuto sul rettangolo verde. Grazie anche alla nostra regia sempre puntuale nei collegamenti, nell'ottimizzarli e nel renderli possibili. Nel frattempo vedete i tifosi come vanno a salutare e a raccogliere il saluto da parte delle proprie benamine e a salutarle e a congratularsi con loro per l'ottima prestazione di oggi. Dovremmo essere riusciti ad ottimizzare il collegamento con Lisa Prearo. Innanzitutto complimenti per la prestazione, per il gol, per essere riuscite nel secondo tempo a sfruttare i punti deboli di un avversario che aveva preso tanti gol e senza fronzoli, insomma, chiudere la partita il prima possibile. Beh, il primo tempo sicuramente non siamo Non la sentiamo, Lisa Prearo. Vediamo se riusciamo, magari avvicinando il microfono, se riusciamo a sentirla. Mi sentono? Allora, primo tempo sicuramente magari non siamo entrate con la mentalità giusta, magari abbiamo sottovalutato un attimo la squadra, però abbiamo comunque creato delle occasioni molto importanti. Secondo tempo totalmente un'altra cosa, siamo entrate molto più convinte, infatti si è anche visto in campo, abbiamo subito
cercato di concretizzare la partita, infatti si è visto e abbiamo portato a casa i 3 punti. C'era una differenza tecnica abbastanza evidente tra le due squadre. Il merito vostro probabilmente è stato quello di non farvi non pensare a questo fatto, di essere concrete. Mi chiedo a questo punto effettivamente dove il Sud Tirol può arrivare in campionato con questa concretezza e con queste idee chiare in campo. Beh, sicuramente partita dopo partita ci stiamo migliorando sempre di più, diamo il massimo anche agli allenamenti per poter poi portare il meglio di noi stessi in partita. Oggi si è visto il secondo tempo, però continuiamo per la nostra strada, diamo il massimo e cercheremo sempre di migliorarci di più. Ringraziamo Lisa Prearo, complimenti ancora per la prestazione, per il risultato, in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie. Vediamo adesso se riusciamo a sentire, a parte mi aspetto il tecnico del Sud Tirol, Marco Castellaneta, per parlare anche dal punto di vista tecnico del match, di come effettivamente l'ha indovinata anche con i cambi. Buonasera. Buonasera, eccolo, lo vediamo, Marco Castellaneta. Dicevo, forse nell'approccio si poteva fare qualcosina di più, siete riusciti comunque a sbloccare la partita nel secondo tempo con i cambi, soprattutto a destra con l'ingresso di Bielak e di Huber. La sensazione è che il Sud Tirol abbia aumentato i giri e per troppo Sud Tirol per il Perugia a quel punto. Sì, secondo me molto meglio. Secondo me è un po' la nostra pecca quando affrontiamo squadre che nelle classifiche sono sotto di noi, soprattutto nelle ultime posizioni. Quindi è stato un approccio non quello giusto, anche se poi l'abbiamo sbloccata la partita con una bella azione, un bel cross dal fondo, però lì ci è mancato qualcosa, dovremmo imporre un po' il nostro gioco, il nostro ritmo come abbiamo fatto il secondo tempo per tutta la partita. Però sono contento per la vittoria meritata, perché venivamo anche da un pareggio, da 3 risultati non belli pieni. Si è dato comunque continuità al bel pareggio ottenuto sul campo del Venezia. Adesso la classifica comincia a farsi ghiotta. Sì, nel senso, per gli altri sì. Noi siamo una neopromossa, quindi con l'inserimento di giocatrici nuove, quindi per ora, nel senso, stiamo raccogliendo dei buoni frutti per il lavoro che stiamo facendo, però il nostro obiettivo è quello di dare il massimo in tutte le partite, la salvezza, e poi a fine anno tireremo le somme. Però se continuiamo così come il secondo tempo di oggi e la partita col Venezia, penso che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Grazie al tecnico del Sud Tirol Marco Castellaneta e ancora complimenti. Grazie, prego, arrivederci. Vediamo se la nostra vita riesce ad intercettare anche qualcuno nelle fila della squadra che ha perso quest'oggi, ovvero del Perugia. Vedremo. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Abbiamo il capitano del Perugia, Caterina Bovini. Innanzitutto come stai? Perché ti abbiamo visto uscire dolorante dal campo. Sì, un piccolo problema muscolare, niente di che purtroppo succede. Quest'oggi il Perugia è apparso un po' in difficoltà. Avete tenuto botta per mezz'ora, poi l'ha sbloccata Fosl. Forse siete un po' troppo frettolose quando rientrate in possesso palla nel cercare di concludere subito e cercare la verticalizzazione. Non so che impressione hai avuto tu. Sì, sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, l'atteggiamento era quello giusto, poi un po' di errori sicuramente nella fase di costruzione, abbiamo cercato di tenere il ritmo forse un po' troppo alto, quindi abbiamo cercato di forzare un po' la giocata, però comunque un buon atteggiamento e
un buon inizio sicuramente. Poi il gol ci ha un po' disorientato, lì stiamo facendo comunque una buona partita, quindi... Ci sono comunque ancora tante partite, c'è ancora la possibilità di dimostrare chi siete effettivamente. Sì, sì, sicuramente abbiamo dimostrato anche in questa partita che possiamo dare del filo da torcere a tutte le squadre e quindi l'atteggiamento è quello giusto, bisogna continuare a lavorare, però ripeto appunto l'atteggiamento è quello giusto, quindi se continuiamo per questa strada sicuramente dimostreremo che possiamo fare grandi cose. Grazie a Caterina Bovini, capitano del Perugia, in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci. Adesso vediamo se riusciamo a sentire, aspetto di sì, anche Mauro Lucarini, se riusciamo a microfonarlo per parlare anche un po' dal punto di vista tecnico di quello che il Perugia quest'oggi ha offerto, è riuscito a far vedere in campo. Ecco, lo vedo inquadrato. Vi ricordo Mauro Lucarini, che è il vicepresidente, quest'oggi sostituiva in panchina Salvatore Cannito, mister, quest'oggi nelle vesti del mister. Cosa non ha funzionato, cosa non sta funzionando in generale, perché magari oggi era un po' difficile prendere punti sul campo del Sud Tirolo, cosa non sta funzionando in campo, tenendo conto che siete un gruppo molto 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 giovane? Innanzitutto buongiorno, sì, hai detto tutto te, no? Siamo un gruppo giovane, quindi è naturale che dobbiamo crescere, è giusto anche quello che è stato detto, che non era il campo adatto per venire a prendere punti, e per questo abbiamo giocato una partita cercando di dare il massimo, e fino al primo tempo diciamo che siamo stati attenti, corretti, ordinati, abbiamo cercato di mettere un po' in difficoltà una squadra che effettivamente ha dei grandi valori, quindi devo dire che siamo contenti, siamo andati a riposo con un sorriso particolare, usciamo con un sorriso meno particolare del primo tempo, però ecco, siamo felici perché le ragazze comunque stanno crescendo e questo ci fa piacere. Ecco, stanno crescendo, ma da cosa passa cosa passa tra la crescita in campo della personalità e il cominciare anche ad acquisire qualche punto in classifica, secondo lei? Allora, come si può dire, la formula magica non la conosciamo, io credo che l'unica cosa che bisogna fare è lavorare, e consideriamo che, come avete detto voi, è un gruppo giovane, ha fatto molto bene negli anni passati nel settore giovanile, e si sta lavorando proprio per cercare, non dico di arrivare a certi livelli come è il campionato di Serie C, ma dare una crescita continua, e poi ecco, veramente se si riesce a fare un piccolo risultato credo che tante cose cambiano, insomma, ecco, questo è un particolare che non ci dobbiamo dimenticare. Comunque, come avete visto, insomma, proviamo a fare il nostro massimo, e le ragazze su questo sono veramente splendide, un gruppo di 27, che raccontare che sono tutte e 27 a fare gli allenamenti settimanali sembrerebbe una cosa incredibile, però questo ci dà la forza per crescere ancora di più. Grazie a Mauro Lucarini, vicepresidente del Perugia, e complimenti per il progetto che comunque va avanti. Grazie a voi per lo spazio e buona domenica, grazie di nuovo. Allora, siamo davvero in chiusura, ringrazio la nostra regia, ringrazio il Vita Locantore quest'oggi a bordo campo. Vi ricordo ancora una volta, vi abbiamo raccontato la partita valida per la nona giornata di Serie C femminile girone B tra Sud Tirol e Perugia. Il risultato è stato di 4-0. Siamo veramente in chiusura. Un saluto vi giunge da Marco Massimino Cocuzza, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di domenica.